Buongiorno dal Palamare di Caorle, torneo regionale tra squadre di atleti e atlete under 13 verso il futuro. Questa mattina ci sarà un incontro tra Tito Livio in maglia bianca e la formazione del Palladio in maglia nera. Vi aggiorneremo sul punteggio.
Aggiorniamo il risultato dopo i primi 5 minuti del primo parziale. Tito Livio in maglia bianca 6, Palladio in maglia nera 9.
Al termine della prima frazione vediamo la formazione del Tito Livio in maglia bianca, in vantaggio per 16-11 sulla formazione del Palladio in maglia nera. Prende l'incontro con la formazione del Tito Livio maglia bianca e la formazione del Palladio in maglia nera. Tito Livio in vantaggio per 16-11.
Aggiorniamo il punteggio a metà del secondo parziale. Tito Livio in maglia bianca 23, Palladio in maglia nera 24.
Aggiorniamo il risultato. Palladio in maglia nera, 43 punti. Tito Livio in maglia bianca, 34 punti. Titolino bianca 34, no, guarda, c'è il problema di Galato. Ok, Palladio però.
Prendiamo la partita della mattina con il Tito Livio in maglia bianca con 34 punti, mentre il Palladio in maglia nera ne segna 43.
sbagliare questa.
Aggiorniamo il risultato a metà tempo. Tito Livio bianca 40, Palladio in maglia nera 49.
nuovo aggiornamento del punteggio del terzo quarto della partita tra Palladio e Tito Livio. Allora, Palladio conduce per 58 a 50, Palladio maglia nera, Tito Livio maglia bianca. Arrivi sempre quando ti alzi di qua, perché sei un po'
Aggiornamento punti a metà dell'ultima frazione. Il Palladio conduce per 65 a 57. Palladio in maglia nera, Tito Livio maglia bianca. Prendiamo l'ultima frazione di gioco col Palladio in vantaggio su Tito Livio 65 a 58.
finisce l'incontro con la vittoria del Palladio sul Tito Livio per 74 a 64 da Palamare Vicentini di Caorle. Oggi ci sarà un'altra partita trasmessa su questo canale.